Ore 10:30, dopo un'ora di consiglio d'indirizzo, Dino De Poli se ne va a bordo di un Audi grigia. Sorride, saluta con la mano giornalisti e fotografi, ma nessuna dichiarazione da parte dell'oramai ex presidente di Fondazione Cassamarca. Dopo 26 anni si chiude così un'epoca che ha segnato una pagina importante della storia della Fondazione e dell'intera città di Treviso. La riunione era iniziata alle 9:30, un'ora di consiglio con la nomina dei 9 membri del nuovo board, ma soprattutto con i ringraziamenti di De Poli ai consiglieri che a loro volta, attraverso il professor Ulderico Bernardi, hanno salutato colui che nel 92 ha fatto nascere la fondazione. Quando Bernardi ha parlato, lui un po' tutti grazie, allora si è un po' commosso. No, molto bello Presidente. Un De Poli dunque commosso che dice addio alla fondazione, che da oggi volta pagina e lo fa iniziando dalla nomina dei 9 membri del nuovo consiglio di indirizzo, 6 dei quali coincidenti con quello uscente. All'unanimità sono stati votati Ubaldo Fanton, Giovanni Squizzato, Amedeo Gerolimetto, Gianfranco Gagliardi, Piero Semenzato, Tommaso Patarnello e i nuovi nomi Giuliana Martina, Valentina Barbieri e Luigi Garofalo. Martedì prossimo, 11 dicembre, il nuovo organo si riunirà per nominare il nuovo presidente. La dirigenza che prenderà in mano Fondazione dovrà affrontare un quadro economico molto delicato. Il bilancio 2017, infatti, si era chiuso con un disavanzo per 53 milioni, mentre il patrimonio netto è stato indicato in 308 milioni contro i 490 dell'anno precedente. La speranza è quella che insieme a Cassamarca si possa continuare a costruire un percorso di crescita per la nostra città, crescita in ambito culturale che vede da sempre Fondazione Cassamarca protagonista. Quindi io saluto con affetto l'avvocato De Poli, lo ringrazio per quanto fatto e do il benvenuto a chi verrà. Passiamo da una fondazione che era ritenuta la massima istituzione trevigiana, dove molto spesso istituzioni e amministrazioni andavano a baciare la pantofola, a mendicare contributi, a una fondazione che chiude questo periodo di 25 anni con non poche difficoltà. Io auguro assolutamente un buon lavoro ai nuovi amministratori. C'è da dire che De Poli nel bene e nel male ha scritto una pagina importante di storia di Treviso. Ai nuovi amministratori dico si parta col piede giusto, si parta con una bella analisi dei bilanci di fondazione e si renda tutto pubblico, stipendi compresi.